Grazie Sindaco, l'ho conosciuta adesso, anche se il Presidente al quale dovevamo, sia la città che questo Presidente, una partita importante per quello che sta facendo, per come si sta impegnando. È vero, la femminile sta facendo dei grandi passi avanti. Io ho ereditato la federazione quando ero Presidente del CONI, da una federazione sana, e oggi sono contento che un giornale riporta tra le 6 federazioni sane italiane la pallacanestro. Questa è una dimostrazione di come è stata gestita la federazione e di come ci auguriamo possa essere gestita in futuro. Sì, la pallacanestro femminile per un soffio, dico per un disgraziato fischio, tanto non ho deferimenti, non ci siamo qualificati al mondiale, però la realtà è sotto gli occhi di tutti. Devo dire che dal vicepresidente alla Monica Bastiani abbiamo un nuovo allenatore, un allenatore che ha vinto tanto nella maschile, è stato collaboratore di Tanjevic al campionato europeo, ha fallito per un canestro uno scudetto contro l'Armani. L'abbiamo chiamata ed è partito con grande entusiasmo. Certo, il risultato contro la Macedonia è un bel avvio, con 2 grandi atlete che sono qui, la Masciatri e la Dotto. La Masciatri, mi auguro che lei lo sappia, se non lo sai lo dico io, è la rappresentante in Italia di tutti gli atleti, di tutte le federazioni sportive, siede in Consiglio nazionale del CONI, e la Dotto, che ormai non è più una speranza, una certezza, ed è una delle grandi giocatrici oggi a livello europeo. Devo dire che dovevamo anche al Presidente del Comitato regionale qui presente questa soddisfazione, anche lui fortemente voluta. All'inizio c'erano stati problemi con la FIBA, ma lui si è impegnato e noi li abbiamo risolti per dirvi grazie di quello che state facendo. Il basket è importante il calcio indoor, come si chiama adesso, dove avete vinto, dove vincete, e dove avete battuto recentemente anche il Pescara, quindi ero aggiornato io sul risultato sportivo del calcio a 5, e siamo contenti di essere qui per dirvi grazie, per dirvi di andare avanti. So benissimo gli impegni che questa squadra sta superando, gli impegni che ci sta mettendo, gli ostacoli che sta superando. Non è facile oggi competere anche con realtà come Schio, anche con realtà come Venezia, che è la squadra di Brugnano, sindaco di Venezia, Napoli, Torino. Però questo centro, che non è poco importante come lei dice, ma è importante, sta onorando il basket italiano, per cui ci stringiamo tutti intorno a questa nazionale. So che ci sarà il tutto esaurito e siamo contenti di essere qui e di essere stati accolti. Io non sono consono venire quando ci sono le presentazioni dai sindaci, da ex sindaco, e lo dico, però l'ho fatto proprio perché voi lo meritate. Grazie e in bocca al lupo. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio il Presidente e tutta la Federazione per il sostegno che ha dato per questa partita importantissima per tutta quanta la pallacanestro veneta. Siamo la più importante regione dal punto di vista femminile, possiamo dirlo. Abbiamo 3 società in Serie A e moltissime ragazze che giocano nei nostri settori giovanili. Questo è un momento importantissimo per tutti quanti loro, per far conoscere le loro beniamine, che potranno conoscere e alle quali potranno stringere la mano, appunto come ricordava prima nell'allenamento di oggi pomeriggio, ed è importantissimo per noi poter ospitare una partita di qualificazione della nazionale. Qui a San Martino c'è un clima sempre fantastico e un calore che in altre parti non si riesce a riscontrare, ma appunto grazie all'amministrazione, grazie al presidente del Lupe San Martino siamo riusciti a portare la nazionale qui a giocarsi una partita di qualificazione molto, molto importante. Quindi faccio un in bocca al lupo a tutte quante le ragazze, al coach, e buon basket a tutti quanti. Buongiorno a tutti. Vorrei ringraziare innanzitutto il Presidente per aver creduto in questo progetto e ringraziare Vittorio, che oltre alla pallacanestro ci lega anche una forma di amicizia, proprio perché, come sottolineava Roberto, questa è una piazza molto importante per la pallacanestro femminile. Ormai sono parecchi anni che continuano ad essere affermati, quest'anno ancora di più perché cominciano ad avere delle squadre in Serie A che comincia ad essere anche a livello importante, e vorrei ringraziare soprattutto anche le atlete che saranno protagoniste di questa 3 giorni, perché incontreranno le ragazze e le persone del territorio, che per noi è molto importante. Essere nel territorio significa toccare con mano e far vedere a chi vi vede solo in televisione
quello che potrà essere un possibile loro futuro, e questo per noi è fondamentale. Buona pallacanestro a tutti e grazie. Buongiorno a tutti. Tipo di accoglienza, non è la mia prima volta a San Martino, sono stato recentemente per vedere una partita del campionato di A1 tra San Martino e la Reia Venezia, e quando sono entrato già prima della partita 30 minuti sentivo atmosfera. Penso che per chi allena, per chi gioca, è bello giocare in un palazzetto dove la gente non è a guardare la partita ma a giocare la partita, e quello che ho percepito in quei 40 minuti, ma già dal riscaldamento, poi ovviamente con una rimonta, quindi con una grandissima partecipazione emotiva, è che la gente giocava con la squadra di casa, e questo credo che sia un risultato importante, un risultato ancora più importante di quelli sportivi che la società di San Martino è riuscita a raggiungere. Per quanto riguarda la partita con la Croazia, in un girone a 4 tutte le partite sono importanti, si gioca in casa, la Croazia ha perso contro la Svezia, una partita da gustare per vincere. Buongiorno a tutti intanto, di sicuro sarà il sesto uomo in campo il pubblico di San Martino, perché comunque, come abbiamo già detto sia Marco e tutti gli altri protagonisti di questa conferenza, il pubblico di San Martino è un pubblico caloroso. Quando vengo a giocare qui con Schio è sempre difficile, perché comunque l'atmosfera è energica ed è una cosa positiva ovviamente per la squadra di casa, quindi sono convinta che domani mercoledì, il pubblico di San Martino tiferà Italia e si farà sentire come al suo solito. Sì, buongiorno a tutti. Per me è un'emozione particolare, perché tornare qua a San Martino è tornare sempre a casa, e infatti sono contenta già di vedere molte facce che conosco e mi sento proprio in un ambiente familiare. Sarà particolare, emozionante, e non vedo già l'ora di poter giocare tutti insieme. Sarà una sfida sicuramente, ci metteremo tutta la nostra energia come stiamo facendo, come abbiamo fatto la scorsa partita e come stiamo facendo penso ogni giorno in palestra. Sì, tanto buongiorno a tutti. 20 anni fa, quando vedevo Petrucci per televisione, pensavo che era un uomo inarrivabile. Perché... Lo sono tuttora. Avete capito il personaggio? No, dico questo perché Petrucci non è della pallacanestro, è un uomo di sport, perché se pensiamo che ha fatto per 14 anni il presidente del CONI, tanti anni il segretario della FIGC, il presidente della pallacanestro italiana, insomma è un uomo che, voglio dire, che è il vero ministro dello sport di questo paese, è un uomo di un'esperienza incredibile e di tanta saggezza, e averlo a San Martino insomma è stata un'occasione unica e ripetibile. Quando ieri sera al Filanda mi ha detto che probabilmente non veniva, perché lui alle presentazioni di queste conferenze stampa insomma ci sono un po' rimasto, e ha usato tutte le mie strategie commerciali per poterlo quindi no, è motivo di orgoglio, di soddisfazione per chi segue lo sport in generale, perché poi la pallacanestro è importante, ma per chi è uomo di sport, avere Petrucci qui è tanta roba. Detto questo, sì, portare la nazionale italiana a San Martino è un'occasione, insomma, è stata un'occasione unica e irripetibile, e non ce la siamo fatta sfuggire. Penso che la federazione abbia voluto anche, come dire, riconoscere il lavoro fatto in questi ultimi anni, e stiamo continuando. Ecco, sono particolarmente felice, l'evento è un evento di caratura internazionale, penso che questo comune, questa amministrazione, questo paese meriti questa soddisfazione, per cui tutti al Paralupe mercoledì sera a tifare l'Italia e bissare la vittoria di sabato in Macedonia.